per far sì che chi ti conosce sa che tu sei una persona molto religiosa, e ecco perché l'ho detto. Un saluto a tutti, carissimi. Va benissimo Mariano. Se poi sbaglio mi correggi. No, ma che sbaglio, tu non sbagli mai Mariano, non si cintaccini, noi siamo cintaccini, tu sei da quando? 70, 80, 72 signor Mariano. Di che anno sei 72? Io? Quando a me, no. Quando è in gay, no? Che anno sei Mariano? Cioè, cosa? 97. Quasi quando mi sembra. 1 marzo. Primo marzo, grande. Allora ragazzi, il 1 marzo prendetevi appunti che è il compleanno di Mariano e Mariano offrirà da bere a tutti quanti. È vero signor Mariano? Faccio a scuola. Allora so che sei un signore Mariano. Buongiorno a Raffaella, buongiorno a Ombretta, buongiorno a tutti i colori che ci scrivono. Oggi andiamo al mare perché sono gli ultimi giorni che possiamo venire al mare, perché mo inizierà la pioggia. Ma in che momento? Ed è a Cambridge come allora ragazzi, ogni volta che torno da Cambridge io sono particolarmente incazzato. Mi dica perché? Perché là in Inghilterra buona parte degli inglesi non sanno lavorare perché sono gli stranieri che vanno a lavorare. Bravissimo. Là non sanno cucinare, non hanno numero, non hanno un soldo, faccio freddo. Eppure tutto il mondo sta te. È l'organizzazione. Ragazzi, là si apre un'azienda in 24 ore. E manca la burocrazia, caro Francesco, detto The Gate. Allora, a proposito The Gate. Ove fra Fred. Cioè, chi vuole salire nelle muoie in game? Non sbaglio, dai. L'unica cosa, tutti quanti, capito? Stanno tutti là perché loro sono organizzati, affidabili, credibili e tutto quello. Non hanno qua. Ma è cultura, quella che non abbiamo noi. Io stavo dicendo, vedi il sole, vedete quanta immondizia, l'abbiamo detto 3000 volte e sta ancora qua. Cioè stiamo a aspettare che il mare li risucchia tutti. Così. È sempre così, Cioè vuol dire che non gli fregano niente. È una pala fissa. Non gli fregano niente. Bravo. Fissa. Ilaria, buongiorno. Ruggero, buongiorno. Italgas, buongiorno a Vest. Stanno un sacco di gente nuova. Questo è Ilaria Partucci. Chi è Ilaria? Sì, Ilaria. Non lo so, una nuova amica. Una buona giornata anche a te. Stasera c'è la grande Italia, la grande ex Italia. Non si parla. No, io oggi vorrei. Oggi vorrei tanto farvi ascoltare l'allenatore della Ternana, che cosa disse ieri. Non siamo come l'Italia, che andiamo a Svezia, siamo pure menà. Oltre che una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e ora stiamo curando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso ci menano e piagniamo. E che è la differenza tra il calcio italiano? Ha portato tutti gli stranieri in Italia, è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. Il calcio italiano è finito. Pariolini. Usciamo anche da sto mondiale. Per paura. Siamo in Svezia e abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioca con la paura, io me ne vado e ci metto un altro più coraggioso, perché può darsi che io ho trasmesso paura. Ma veramente abbiamo perso con chi? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale, perdiamo tutti, perdete voi giornalisti, perdiamo noi addetti ai lavori, perde l'Italia. Ci siamo svegliati, dobbiamo cambiare le regole. Le primavere sono fatte tutte da stranieri, basta. Il calcio è fatto agli italiani, questo è il campionato italiano, se no fa il campionato europeo e mondiale. E qui ogni mese ne esce uno, oriundo, mettiamo dentro, va, Ma andassero a pigliare gli italiani nei campionati di Serie D e Serie C e dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono. Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura che succede? Che te fai? Autogol. Quando c'è paura te fai autogol. Quando giochi la paura senza tirare in porta. Ma questi mo ci vanno sta fino a lunedì con sto pensiero che usciamo fuori dal mondiale, ma è una vergogna.
Sono d'accordissimo, caro. Se si paga ora la cinese. Ma a parte, ma per il fatto che ci sono troppi stranieri, dai. Ha detto una cosa giustissima, prendi giovani di Lega Pro e cose, che sono milioni di stranieri che vengono in Italia a rubarsi lo stipendio perché ci sono quei... Stavi maghi. Sì, ma è normale. Che te vedi, ma stiamo a scherzare, Gargano, vai. Dai, mamma mia, che un altro giro me lo faccio, dai. Non ti ho fatto vedere questo... Ah, lo schifo. Vedete che bello. Che schifo. Vedete che bello. Buongiorno Rosa, buongiorno Arcangelo. Oggi molta gente nuova. Gente nuova. Guardate il gargano, vedete il gargano. È qualcosa di eccezionale, amici. Sembra che è vicino. Se vai a levare, se vai verso Ponenza, vede me. La veste, camicia da tacca. Sì, scusami, signor Francesco. I fai capturno. Ma Nadel. Ma canto a Cina più matetta. Un saluto a Sergio e Giorgio, un bacio. Ciao Sergio. Ciao Giorgia. Una cosa alla volta. Divertite che stanno. Studiano, si divertono, no? Là è come la caserma. Ma noi no. 3 anni bisogna studiare. E darsi da fare. Ma tu magari sono un passeggio. Sta correndo. Quindi stasera tutti concentrati almeno stasera. Nicola Partucci, buongiorno. È nuovo questo, no? No, Nicola ci segue da tanto. È un grande Nicola. Gargano, Madonna, non c'è foschia, si vede bello, da venire a correre apposta, Quindi da domani cominciamo la dieta di nuovo. Sì. C'è sto macino, non so macino, non so. Ecco, la signora. Ma sarebbe presente, non c'è avuto un guagnolo. Stai chiedendo, Mariano. Ancora portare proprio Cristiano. Ma c'è già come no, non ci faccio. Che date no, se c'è Gesù ci aiuti. Arranimi in diretta. Un macello Mariano, rane perché la gente pensava che era un bucè e invece non lo perché rane. Ma lì la casa mia, io a buttare, ce ne sei? Io a buttare, non lo so. E lei si mise di Mariano a spingere con una spallata, la sollevò la macchina, la sollevò. Calella devo dire così, Che non sa bello belli, Va bene ragazzi, 13 novembre 2027, ben trovati a tutti quanti, tutto a posto, forza Inter sempre. Ecco, questo è che non deve succedere, cari amici, che stasera non deve succedere che pensiamo alla Juve, all'Inter, alla Roma, al Milan. D'oggi dobbiamo essere tutti italiani, anche se sappiamo che è una formazione non degna del nostro nome. Dalla maglietta che portano. Ecco qua, bellissimo. Vedi che colore. Good morning, vedi, ti dice Pasquale Boraccino. Ciao Pasquale. Good morning. Quando stai tu si parla anche l'inglese qua. Scaffone, papallone, ragazzi, venite. Dice bello purtroppo ragazzi. Stai senza pensiero proprio. La dimostrazione è questa. Hai letto? L'Inps ha bandito un concorso per 1100 persone da assumere, tutti laureati, obbligatorio l'inglese, 1100 persone, l'Inps, c'è l'Inps, fa il bando dove è obbligatorio l'inglese, che significa, detevi da fe, ragazzi, se no rimaniamo indietro. Ma noi già stiamo indietro. Ma recuperare, dobbiamo recuperare, stiamo già in zona retrocessione, ma recuperare, dobbiamo remare. Andiamo di là? Dipende dall'ora recativo. Mariano ce la facciamo, Mariano porta il tempo, Mariano. Sì, dai. Calelo te la ma fresca, come a te. No, io vado tutto. Lello così, come, capì? Quando sta solo Lello è bene. Quando sta in compagnia io lo prendo. Sì, ma è così. Quindi il karaoke, come c'è? Ha spaccato il karaoke.
Olivo, 60 gradi, ma tu è olivo. Ma infatti, no, ma è la verità che stai dicendo. No, vabbè, non perché cioè, è una giornata particolare. Stava la partita, stava la cosa. Obiettivo 100, venerdì devono essere 100. Io dico che più avanti andremo e più sarà. Fantastico. No, perché stavo. Allora, sinceramente, la diciamo tutta. Enzo era da tanto che non lo faceva il karaoke e si è fidato molto della connessione internet e non andava tanto bene. E allora C'è qui internet. sì, no, perché è così, più facile per lui, capito? Però ha detto che ci sono stati piccoli errori che la gente l'ha capito, poi era anche perché stavamo sul tardi, era per il fatto che c'era la partita. Ma si mangiava, avete mangiato poi? La sera? Sì. Guardate. Oh, Village in the Deux. Dopo questo sono quelli che lavorano. Je sais que pour mon bonheur, je ne peux plus me passer de toi et de ton café. Tutti, comunque vedete che spettacolo, signori. Guardate che colore. No, vedete che colore. No, so perché c'è scerpo del sabattino. Je sens que les choses se Oh, che bello, vedi che fa l'immersione. Facciamo l'immersione scena. Ieri la Croazia 0-0, non so che cosa ha fatto dall'altra squadra, che gioco La Svizzera. la Svizzera. Si è qualificata la Sì, lo so, ma non so cosa vince. Perché si è qualificato. Perché interessa a chi? Stasera se sta fuori qua, sei fuori perché Ma il gol fuori casa vale dopo. Quindi è come la Coppa. sì. Non lo sapeva. Ma Luigi Bello a Polipo? C'è dritto. Luigi Bello a mezzo ombrella. Comunque oggi non vi aspettate 3-0, 4-0, 5-0. Io ci vinciamo io 1-0. Sì. Oggi vinciamo i rigori. Dobbiamo soffrire come l'italiano è sempre abituato. Perché sul selfie così. Buongiorno. No. Va 10 secondi di ritardo, 10. Mannaggia, bellissimo. Come te, Sono tutti marinai, questi qua si vanno a buscare mezz'amore. È onore a loro, onore. Buongiorno Marisa, buongiorno. Un'altra nuova, un lello, ma tutta questa gente nuova, andando là a pescare. La gente poi si abitua A vedere a salutare. a salutare, a vedere, perché molta Ecco gente perché tu si... saluti e quello c'è piacere. Marisa, buongiorno. Ci Ma sono... sono tutte amiche tue queste? qualcuno la conosco, qualcuno... Qualcuno o tutti? Ma la girl conosceva tutti. Dove sindaco. Vabbè, ho visto l'altro giorno, stavo là, ho visto una seduta del bassa proprio Pagliacci. Vabbè. C'è una sola parola, Pagliacci. Vicky, buongiorno! Vicky, solo Vicky, non bisogna chiamare più solo Vicky, se no si arrabbia. È vero? No, Vicky, per certo mi ha aperto. Vicky ti saluta Mariano! Maria saluta Vicky. Ciao Vicky! Sì. Guarda Mariano, tu saluta. Tu saluta, sì. Non ti preoccupare, tu Mariano. Mariano! Badin. Dove Badin? Tu saluti per educazione, saluti sempre. E con questa bella porta salutiamo alla buona giornata di oggi che è lunedì e buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Vi auguriamo il meglio del meglio, auguri a chi festeggia compleanni, qualsiasi ricorrenza. Auguri, venerdì ci siamo un'altra volta per il karaoke. Barlet. Ciao Mariano! Ciao Mariano, ciao.